25 aprile, festa della liberazione, un evento che quest'anno l'ANPI insieme al Comune di Santo Stefano organizza appunto nel Comune di Santo Stefano. Sì, si organizza a Santo Stefano su richiesta del sindaco di Santo Stefano e naturalmente per decisione della prefettura e dell'ANPI, diciamo, che fa parte dell'organo consultivo che si occupa dell'organizzazione del 25 aprile. È un fatto importante, tra l'altro io credo che questo fatto di farla diventare una manifestazione itinerante la fa diventare un fatto di tutti, e quindi in questo caso la zona della montagna, il comune di Santo Stefano, lì è un comune di grande tradizione. Per esempio bisogna ricordare che il comune di Lorenzo Panepinto è stato un organizzatore dei fasci siciliani e poi ucciso dalla mafia nel 1915, un po' qualcosa di simile, diciamo, che è avvenuta poi con Placido Rizzotto a Corleone, partigiano e poi ucciso dalla mafia. E allora la manifestazione quest'anno ha anche questo indirizzo, certamente per noi ce l'ha, di un momento di lotta per il ricordo, di dire no a tutte queste tendenze che vogliono, diciamo, annullare questo periodo di storia, dire che siamo tutti uguali, oppure magari ritornare a riproporre svastiche, cose ma noi diciamo invece mai più fascismi, e vogliamo dire anche che deve diventare una manifestazione contro la mafia. Oggi in Sicilia la resistenza, il ricordo della resistenza e la liberazione dalla mafia, una regione che possa essere libera dalla mafia. Noi abbiamo svolto diverse manifestazioni, ne svolgeremo ancora subito dopo il 25 aprile, segnalo il 27 aprile a Racalmuto si terrà sulla partecipazione femminile alla resistenza un convegno in cui parleremo di donne di combattimento, di donne che hanno lottato per amore della libertà, e andremo ancora poi in seguito nelle scuole continuando il lavoro che facciamo ogni giorno.